Forte di un 11,6% a Bassano, alle ultime politiche, Italia Viva Terzo Polo non intende farsi da parte, ma vuole essere portavoce di un'importante fetta di cittadini e cittadine che hanno creduto nel partito e lavorano già in vista delle prossime amministrative del 2024. Apriremo una sede e una delegazione che vedrà la senatrice presente nel territorio. La senatrice vicentina Daniela Sbrollini sarà quindi ogni primo lunedì del mese a Bassano. Intende farsi portavoce a Roma delle istanze dell'8ª città del Veneto. Penso anche di costruire dei gruppi di lavoro del territorio con cui possiamo interloquire attraverso anche il lavoro parlamentare delle nostre commissioni. Così come ho portato a casa il ponte di Bassano come monumento nazionale, così sicuramente dobbiamo continuare a lavorare assieme. Penso che bisognerà anche riparlare della questione del Tribunale di Bassano. Ma soprattutto come gruppo politico ha un obiettivo ben chiaro. Essere davvero punto di riferimento da qui ai prossimi 2 anni per conquistare la città di Bassano.